Buonasera. Buonasera, vi invito a prendere posto. Buonasera a tutti, benvenuti alle autorità presenti in sala e a chi ci sta seguendo in streaming. È un piacere e un onore avervi qui tra noi in una giornata fortemente voluta da Fondazione e dal Comune di Oderzo, in collaborazione con il Rotary Club Opitergino Mottense, per ricordare il professor Ulderico Bernardi in occasione del 1° anniversario della sua scomparsa. Questo pomeriggio affronteremo diversi passaggi. In prima battuta inviterò le autorità a fare un saluto, successivamente un intervento del professor e nonché consigliere regionale Marzio Favero, un intervento del professor Manzato che porterà all'attenzione la figura di Ulderico Bernardi, un intervento in memoria anche delle sue parole con l'attore Sandro Buzzati e per finire una tavola rotonda per ricercare di dare ancora un nuovo spunto a partire dalle parole di Ulderico Bernardi in quello che è fondamentalmente il titolo di questa sera, cioè ripensare il Veneto. Tra gli invitati nostri c'era anche il presidente Luca Zaia, che purtroppo per impegni concomitanti non è potuto essere con noi, ma ci ha tenuto a scriverci 2 parole che adesso leggerò. Gentili signore, nel ringraziarvi per il cortese invito per la giornata in ricordo di Ulderico Bernardi, purtroppo per concomitanti impegni istituzionali non mi sarà possibile partecipare. Affido pertanto a queste righe il mio ringraziamento per dedicare questo incontro a Ulderico Bernardi, un sociologo, scrittore, giornalista, cultore dell'identità veneta come pochi altri, capace di spiegare il mutamento e l'evoluzione sociale del Veneto con competenza, indagando il passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale senza mai perdere di vista il valore delle nostre radici. Ulderico Bernardi è stato un grande studioso della nostra società, ma prima ancora è stato un veneto di rilievo, che nell'appartenenza a questa terra ha sempre trovato motivo per approfondire la nostra storia e la nostra cultura. Il suo è stato uno sguardo sempre attento sul Veneto, senza tralasciare alcun aspetto, dalle tradizioni popolari al rapporto con la religione, dalla toponomastica e fino alla cucina. E quel notevole capitale culturale che ha lasciato con la sua produzione letteraria rimane una miniera di riflessioni per leggere e comprendere il nostro territorio e la sua gente. Il desiderio di ritrovare il passato dentro al presente per meglio sondare l'imperscrutabile avvenire. Gli era ben chiaro e lo ha perseguito con i suoi studi e con l'analisi del rapporto tra tradizione e mutamenti della società. A quasi un anno dalla sua scomparsa, la sua voce è ancora viva e attualissima ed è quindi importante ricordare questo straordinario interprete del Veneto. Concludo nel rivolgere un cordiale saluto a tutti i presenti. Luca Zaia. Iniziamo dunque i saluti istituzionali e chiedo di accomodarsi sul palchetto l'assessore Cristiano Corazzari alla cultura della Regione del Veneto, il sindaco Maria Scardellato del Comune di Oderzo e fare gli onori di casa alla nostra Presidente Maria Teresa De Gregorio. Per parlare ci togliamo la mascherina perché è un po' caldo. Allora, innanzitutto grazie di essere qui, di aver accolto l'invito di Fondazione del Comune di Oderzo, di Fondazione Oderzo Cultura del Comune di Oderzo, perché penso doveroso questo ricordo a Ulderico Bernardi
che tutti noi, perché sicuramente ognuno di noi a diverso titolo ha avuto modo di conoscerlo, apprezzarlo e stimarlo, quindi credo che non sia quello di oggi un ricordo formale, ma soprattutto un ricordo anche di affetto, legato a una persona che sì, era ed è stato un grandissimo studioso, sociologo, ma anche una persona dalla grande umanità. Io lo ricordo così. E quindi, come ha già accennato il nostro direttore, Fondazione Oderzo Cultura del Comune di Oderzo, e qui appunto è presente la nostra sindaca Maria Scardellato, in collaborazione con il Rotary Club Opitergino Mottense. Saluto la presidente Cristina Vendrame, che è qui in sala insieme ad alcuni soci. Abbiamo voluto appunto pensare a questa giornata e ci siamo chiesti come possiamo ricordare Ulderico Bernardi. La risposta è stata data anche dalle parole che sono state lette dalla lettera del Presidente Zaia, e non ci eravamo parlati con il Presidente Zaia, quindi vuol dire che l'idea di ricordare Ulderico Bernardi nella sua piena vitalità, perché è stata una persona ricca, piena di vitalità, di energia intellettuale, e è quella di ricordare il suo pensiero e la sua visione, perché sappiamo che è stato un uomo dalle grandi visioni, dalla grande capacità di interpretare la realtà veneta e non solo. Il concetto di identità, come ben ha sottolineato il Presidente Zaia, è alla base dei suoi studi. L'identità, che è un'identità individuale che poi si trasforma e si contagia nell'identità di una comunità, nell'identità di una comunità locale, regionale, nazionale e sovranazionale. Questo era quello che lui amava dire. Io proprio di recente, l'altro giorno, proprio per rivedere qualcosa di suo, ho risentito, rivisto su YouTube forse sarà stato il suo ultimo intervento a casa dei Carraresi, non lo so, ma credo di sì, perché era nel dicembre del 2019, lui è morto poco dopo, quindi. E questo concetto e questa idea di identità come di identità territoriale, come comunità, era presente, ed è quello che mi ha veramente affascinato e mi ha fatto pensare che quello che stiamo dicendo e che diremo e che spero riusciremo a trarre da questa giornata è giusto ed è doveroso farlo, non solo nei confronti e nel ricordo di Ulderico, ma anche della nostra comunità veneta. Oggi infatti ci confronteremo su alcuni temi che partono ovviamente dal pensiero e dalla visione di Ulderico Bernardi, per allargarlo ad una riflessione un pochino più ampia su quello che è la realtà territoriale del Veneto. Ripensare il Veneto non è un titolo casuale, perché già circa 20 anni fa, però non dovete spaventarvi del tempo 20 anni fa, perché cosa fu costruito 20 anni fa è ancora molto attuale, e anzi direi che forse ancora molto da attuare quello che allora erano arrivate come conclusioni. Questo studio, appunto, Ripensare il Veneto, che è partito nel 2006 e per 4 anni è stato sostenuto, voluto e promosso dalla Regione del Veneto, dall'allora assessorato alla cultura, e qui ringrazio veramente della sua presenza l'assessore Corazzari, perché credo che sia una presenza che non è una presenza formale, perché sicuramente lui è venuto qui giustamente per ricordare la figura di questo grande sociologo, storico, ma credo che la sua presenza oggi sia anche particolarmente importante anche per tutti i presidenti che sono qui presenti delle IPA territoriali, per i sindaci del territorio opitergino-mottense, perché quello che speriamo oggi possa scaturire è un ripartire con quei ragionamenti che allora Ripensare il Veneto misero in moto, cioè considerare la realtà veneta in tutte i suoi diverse accezioni turistiche, sociali, paesaggistiche, economiche, e alla base di quello la cultura, già allora come adesso, è quello strato, quel substrato dove si possono veramente realizzare questi progetti in rete, in sistema. Quindi io non mi trattengo oltre, io vi ringrazio ancora veramente molto, spero che la giornata di oggi, il pomeriggio di oggi, possa essere di interesse per tutti voi, e grazie ancora della vostra presenza.
Grazie. Io passo adesso la parola alla nostra sindaca Maria Scardellato e poi all'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. Buongiorno. Allora io ringrazio prima di tutto Maria Teresa per questa idea per ricordare Ulderico Bernardi con questa forma, perché non è solamente, come diceva lei, una cosa formale, ma secondo me perché ce n'è assoluto bisogno. Ringrazio intanto tutti i partecipanti, abbiamo una rappresentanza di praticamente di tutta la provincia, con i presidenti di tutte le IPA, ma perché dico che ce n'è assolutamente bisogno? Allora, mia mamma dice che quando lei era piccola, gli input che entravano nella testa dei bambini erano la famiglia, la scuola e dottrina. Quando eravamo piccoli noi, gli input erano la famiglia, la scuola, dottrina e la televisione. Adesso i bambini hanno internet, ovvero il mondo, con tutti i suoi vantaggi e svantaggi, senza filtri e senza nessuno che dà una direzione per scegliere. Quindi hanno questa globalità già scaraventata addosso, senza la possibilità di attaccarsi alle radici, e quindi potrebbero volare altissime perché hanno molte più possibilità di quante avevamo noi, ma senza le radici e senza l'attaccamento e senza creare prima la base consistente della propria personalità e della propria identità locale, personale, volano, è molto facile che volino male, che prendano dei voli sbagliati. E quindi è più che mai importante oggi ripensare all'identità del nostro essere, del nostro popolo e dei nostri figli e dei nostri nipoti, proprio perché possano avere maggiori aperture di quelle che potevamo avere noi, maggiori possibilità, ma devono avere le spalle molto più solide, perché più possibilità hai, più devi avere una personalità solida e formata. E quindi quel lavoro che è stato fatto negli anni scorsi da Ulderico Bernardi e da studiosi come Ulderico e come altri studiosi è stato importantissimo, perché poi per loro era una cosa più culturale, ma poi è stata trasferita alla massa ed è nata una forma di orgoglio veneto, e l'orgoglio ha un'accezione positiva o negativa. L'orgoglio veneto nel senso di essere orgogliosi di sé e delle proprie radici è una spinta a migliorare. L'orgoglio invece, se passa dall'altra parte, diventa superbia, diventa una cosa negativa. Pertanto aver portato invece alle masse un'idea di un orgoglio positivo ha dato senz'altro una spinta per lo sviluppo positivo. Per cui adesso dobbiamo recuperare e togliere quello che invece sta deviando verso la superbia inutile e non produttiva, ritornare all'orgoglio buono, alla concezione positiva dell'orgoglio, e non alla superbia di una seconda o terza generazione che magari ha fatto poca fatica e dà solamente la superbia senza avere invece l'orgoglio della fatica fatta. Quindi c'è ancora tanto da lavorare, per cui grazie Maria Teresa per questa idea, per riprendere da dove ci eravamo fermati. Grazie. Buonasera, io sono grato a Maria Teresa per questo invito e ho l'opportunità di associarmi ai saluti del Presidente Luca Zaia e naturalmente che vanno a tutti i presenti, con particolare riguardo ai tanti amministratori che vedo assolutamente presenti su questo tema, la signora, la moglie di Ulderico Bernardi e familiari eventuali, il sindaco che ci ospita. Sicuramente è un tema questo che non può che vederci partecipi e interessati. Parlare oggi di una figura come quella di Ulderico Bernardi significa parlare un po' di noi, della nostra comunità. Significa anche voler valorizzare chi ha saputo nel corso degli anni dare un contributo di grande spessore culturale, di crescita,
di consapevolezza di quello che è un concetto identitario del Veneto, della comunità veneta, che oggi può essere affermato senza nessun tipo di patema. Tanto è che nel nostro statuto regionale viene menzionato esplicitamente il concetto di popolo veneto, unica regione in Italia, e ciò non è assolutamente casuale. E sono quel sistema di valori attorno a cui la nostra comunità si riconosce e che hanno determinato la rappresentazione di un modello che nel corso degli anni, si può risalire indietro nei secoli, ma si può anche rimanere alla storia recente della nostra regione, ha dimostrato di essere un modello capace di adeguarsi alle mutate esigenze dei tempi e capace di affermarsi come un modello vincente. Devo sottolineare come la più grande riprova di questa affermazione l'abbiamo dai nostri veneti che non sono più in Veneto, ma che nel corso degli anni sono emigrati nelle più disparate parti del mondo, dal nuovo continente ai nuovissimi continenti. Ebbene, lo hanno fatto però non recidendo mai quel profondo legame, rapporto identitario, culturale con la propria terra di origine e di appartenenza, e laddove sono andati hanno saputo continuare questo percorso, prescindendo poi dal contesto locale, dal sistema amministrativo, politico, ambientale, ma hanno saputo continuare ad affermare questi valori portando ugualmente quei risultati virtuosi che noi abbiamo conosciuto nella nostra terra. Perché se noi andiamo a vedere tra chi ha responsabilità anche importanti da un punto di vista imprenditoriale, culturale, amministrativo in tutti i paesi del mondo, possiamo essere orgogliosi dei nostri veneti, che sono i più grandi ambasciatori della nostra regione, della nostra cultura e della nostra identità. Sulla base di questo vorrei anche sottolineare come parlare di una identità non significa rifarsi ad un concetto cristallizzato, fermo, immobile, bensì il contrario, perché la identità, quando si costruisce attorno a dei valori condivisi, ha poi la capacità di adeguarsi alle mutevoli circostanze dei tempi ed è un continuo divenire. Pertanto quella identità attorno a cui si riconoscevano le generazioni che ci hanno preceduto è sicuramente il frutto di un percorso che sta andando avanti ancora oggi e sarà la stessa identità attorno a cui si riconosceranno anche i nostri giovani in un contesto globalizzato completamente diverso rispetto a quello del passato. Oggi parlare del Veneto, ripensare il Veneto, investe tutti noi che abbiamo delle responsabilità amministrative di fare un ragionamento anche su quelli che è il nostro lavoro quotidiano e le prospettive che vogliamo dare al nostro lavoro. Potrei sicuramente raccontarvi di quello che stiamo facendo in Regione del Veneto. Io mi occupo sicuramente anche di temi che sono pertinenti rispetto alla pianificazione, come il tema dell'urbanistica, il tema della pianificazione dello sviluppo del territorio, il tema ambientale, il tema culturale. Ebbene, tutto ciò però rappresenta sempre un concetto che deve essere adattato ed adeguato a quello che è il modello e il sistema della nostra regione. Una regione che si è sempre distinta per policentrismo, si è sempre distinta per un grande spirito di iniziativa, si è sempre distinta per una sua natura diversa rispetto a quella di altre regioni e altri territori anche del nostro stesso paese. Modelli di stretta pianificazione che possono funzionare laddove c'è un'impostazione che è capace di assimilarli, forse non possono essere adeguati e calati sulla realtà veneta. E questo lo abbiamo avuto di dimostrazione proprio ogni volta che abbiamo provato a introdurre concetti di pianificazione, di sviluppo, di prospettiva. Questo perché? Perché il Veneto è la terra delle 3.900 ville venete, è la terra dei 575 comuni, ognuno dei quali contiene poi delle identità distinte all'interno del proprio territorio, è la terra delle molteplici istituzioni culturali, è la terra del dinamismo culturale e quindi è una terra che richiede
delle misure che non siano costrittive e di contenimento, bensì che diano dei criteri e delle possibilità perché questa virtuosità, questa ricchezza possa esprimersi nel modo migliore. È un modello che ha dimostrato nel tempo di essere vincente, che ha dimostrato di superare anche situazioni di crisi molto più pesanti rispetto a quelle che attraversiamo oggi. Quindi io sono assolutamente convinto che approfondire lo studio di una figura come quella di Ulderico Bernardi non possa che darci degli ulteriori strumenti anche rispetto a chi come noi ha delle responsabilità amministrative per poter trovare le soluzioni ai problemi e per poter individuare i filoni attorno a cui continuare ad investire. Certo è che parlare di cultura oggi, come diceva bene Teresa, che mi ha onorato della sua collaborazione negli scorsi 5 anni di legislatura e di cui la ringrazio veramente, ecco, parlare di cultura non può non essere interpretato come parlare di un collante, parlare di un substrato comune attorno a cui possono essere declinate tutte le altre azioni amministrative e politiche che vogliamo portare a favore della nostra comunità. Perché il concetto che oggi vogliamo affermare, che è quello di una qualità della vita sostanzialmente per i cittadini, si deve esprimere fondamentalmente attraverso degli strumenti che possono trovare nella cultura veramente il comune moltiplicatore. Ecco, in questa direzione quindi io auguro a tutti coloro che interverranno nei lavori il miglior sviluppo dei lavori e mi congratulo ancora una volta per questa iniziativa che sicuramente potrà dare a tutti noi degli ulteriori strumenti di crescita. Grazie. Grazie mille, vi invito a rimanere e intanto chiamo attorno a questo tavolo il coordinatore, che in questo momento Marzio Favero, il consigliere Marzio Favero. Prego. Però voglio ringraziarlo perché Marzio Favero è stato, quando in quel progetto che ho ricordato prima, è stato, se la Regione è stata, diciamo così, il committente, chi ha realizzato questo progetto, il progetto Ripensare il Veneto, per 4 anni, con un lavoro veramente molto molto approfondito, di grande analisi, di grande spessore, è stata l'allora Fondazione Mazzotti con la presidenza di Marzio Favero. Quindi quando io in questa occasione mi sono confrontata con il consigliere, il professore, con Marzio, perché è un amico, e io ho chiesto cosa ne pensava e ho trovato in lui veramente una persona che mi ha sostenuto nell'organizzare questo momento. Quindi io veramente devo ringraziarlo e voglio ringraziarlo di cuore, perché quello che verrà fuori questa sera sarà anche frutto della sua capacità di coordinare il tavolo. Grazie. Troppi complimenti quando li si riceve si corre il rischio di deludere, no? Intanto un saluto a tutti voi, in particolare alla signora Adriana, la moglie di Ulderico, perché si dice sempre che dietro un grande uomo c'è una grande donna, no? Ed è vero. Specie per chi fa attività intellettuale c'è bisogno di rimanere radicati nella concretezza e le mogli non ti lasciano scampo a riguardo, no? Allora, io devo parlare di un tema specifico questa sera, il progetto Ripensare il Veneto, perché poi si ricollega agli interventi che faranno i presidenti o i delegati delle IPA. Spiego cos'è l'IPA. L'IPA è l'intesa programmatica d'area, un tavolo di lavoro che la Regione con una legge ha previsto che venisse istituito per comprensori al fine di mettere assieme le intelligenze dei diversi sindaci e dei rappresentanti delle associazioni categoria, in modo da consentire di avere una programmazione territoriale più seria. Le IPA sono cresciute nel tempo e hanno svolto un lavoro importante, e anzi forse è il momento di pensare anche a una revisione della norma regionale per riconoscere ancora di più l'azione. Progetto Ripensare il Veneto. A proposito, poi la figura di Ulderico Bernardi sarà tracciata dal professor Manzato. È una figura estremamente poliedrica quella del professor Bernardi, perché va dalla cucina
alle tradizioni, all'antropologia, per alcuni aspetti anche alla filosofia, alla sociologia, all'economia, quindi figura a tutto tondo, persona dotata di grande capacità di comprensione, unita sempre a una sana dose di ironia. Non si prendeva mai troppo sul serio. E questa è una dote, perché evita di avere posizioni dogmatiche su temi che spesso sono complessi. Ripensare il Veneto. Nel 2005 l'allora dirigente alla cultura della Regione Veneto, il professor Tabaro, mi interpellò in qualità di presidente della Fondazione Mazzotti per chiedermi aiuto. Perché? Perché sul tema dell'identità veneta, su cui spingeva all'epoca più di qualche forza politica, si stavano creando divisioni quasi insanabili nel mondo della cultura. Le strumentalizzazioni erano all'ordine del giorno. Da un lato c'era chi dava dell'identità veneta una raffigurazione pittoresca, dall'altro chi cercava di nobilitarne la definizione ricorrendo alla storia della Repubblica Veneta. Però parliamoci francamente, dire che noi siamo veneti perché conosciamo la storia della Repubblica Veneta è un po' azzardato. La coscienza storica dei cittadini si forma, piaccia o meno, sui manuali scolastici e nei programmi scolastici lo spazio dedicato alle storie delle regioni è minimo. Ci portiamo ancora appresso il retaggio di una scelta compiuta nel 1923 quando venne riformata la scuola italiana, la riforma Gentile, che però rifiutò i contributi del professor Lombardo Radice, che diceva: guardate che la nazione italiana non è univoca, è plurivoca, fatta di tantissime identità che non dovrebbero essere perdute, anche sul piano linguistico. Ma il regime aveva una sola visione, one nation, one station, e quindi una sola lingua, una sola visione culturale, eccetera, eccetera. Ulderico rappresenta quella schiera di intellettuali che ha deciso invece di riportare alla luce la varietà delle culture popolari presenti nel nostro territorio. Perché quando parliamo di identità veneta, più che parlare della storia dei patrizi veneti, dei nobili veneti nelle loro ville, dovremmo ricordarci di raccontare della vicenda di quegli umili di cui noi siamo i discendenti. Questa è l'impostazione che aveva Ulderico Bernardi. Ma come affrontare il problema? Bernardi lo convocai perché era il presidente del comitato scientifico della fondazione. Con lui ci prendemmo qualche ora di tempo per riflettere su come approcciare il problema e decidemmo che il tema dell'identità non doveva essere affrontato come il tema di una datità, cioè di un insieme di dati che noi avremmo meccanicamente ereditato dal passato. Intanto perché se dal punto di vista scientifico si comincia a analizzare il passato e fare una storia, è facile che gli intellettuali si dividano su quali sono gli eventi più significativi che hanno determinato le vicende di una comunità come quella veneta. E poi perché in sincero, proprio per i motivi che avevo detto prima, noi non conserviamo grande memoria degli eventi della Repubblica Serenissima. Ci ricordiamo della caduta, della battaglia di Lepanto, poco altro. Allora, come approcciare il problema da una prospettiva diversa? Essendo io di formazione filosofica, mi permisi di provocare Ulderico dicendo: guarda, secondo me dovremmo pensare di utilizzare il concetto di identità come lo si usa in logica e in filosofia. In logica A uguale A indica una relazione. Piccolo problema, a differenza delle lettere o dei numeri, 2 uguale a 2, gli esseri umani si trasformano nel tempo. Quindi se noi diciamo che Ulderico è Ulderico, Ulderico nel frattempo sta acquisendo nuove esperienze, si sta trasformando e non è più lo stesso. Oppure c'è qualcosa di lui che permane, ma altro che si modifica. La cosa gli piacque moltissimo perché uno dei temi che lui ha frequentato di più è stato quello della permanenza culturale a fronte del movimento, delle trasformazioni sociali. Decidemmo che questa sarebbe stata la nostra prospettiva e che avremmo intrecciato fra loro 3 dimensioni diverse. La prima, quella del paesaggio. Perché? Perché qualsiasi comunità umana, quando si muove nello spazio e nel tempo, trasformando il territorio. La seconda dimensione sarebbe stata quella del lavoro e quindi delle attività produttive, perché le trasformazioni di un territorio si legano alla tipologia di attività che sviluppano le diverse comunità umane. La terza dimensione sarebbe stata quella degli aspetti culturali, simbolici, espressi dalla comunità veneta. Bello e facile a dirsi, molto più difficile da tradurre in realtà come approccio. Perché?
Perché se partiamo dal paesaggio, il paesaggio veneto nel quale noi viviamo oggi non è commensurabile con quello in cui Ulderico Bernardi mosse i primi passi da bambino. Negli ultimi 40 anni c'è stata quella che Eugenio Turi ha chiamato l'alluvione edilizia che ha travolto il Lombardo-Veneto e ne ha trasformato irrevocabilmente i caratteri. I paesaggi dolci, comprensibili, cari ai pittori di fine 800 e primi 900 sono spariti. Oggi viviamo di fatto in un'area metropolitana, diffusa, confusa, ove tutto è shakerato assieme. In una singola porzione o lembo di territorio possiamo ritrovarci la Villa Veneta, una chiesa, un capannone industriale, un centro commerciale, alcune villette residenziali, con effetti molto spesso distopici, cioè che danno l'impressione di trovarci in un mondo rovesciato. C'era qualcuno all'epoca, nel momento in cui noi si affrontava queste questioni, che aveva già in qualche modo sviluppato delle riflessioni importanti sul tema, dalla prospettiva milanese, nell'ambito di una iniziativa promossa dalla Triennale di Milano. Era il professor Aldo Bonomi, insieme al professor Abruzzese. Tra gli altri collaboratori vi era anche Cacciari. Nel descrivere la trasformazione della Lombardia, utilizzarono la metafora della città infinita, cioè della città che non aveva più confini e della città che era infinita nel senso che era incompiuta, in perenne evoluzione. Una città dai processi strani, non più controllabili e nemmeno facilmente localizzabili, con un trasferimento alle volte di competenze dai centri alle periferie o viceversa. Il concetto di città infinita era interessante, provocatorio, ma Ulderico Bernardi sottolineò il fatto che il Veneto era diverso. Perché? Perché ancora oggi, a livello paesaggistico, vive di una dialettica fra le componenti che abbiamo ereditato dal passato e quelle nuove che sono state aggiunte. E lui ha proposto di utilizzare un termine per descrivere il nuovo Veneto: agropoli, cioè la città campagna. Vi ricordate il sogno delle città giardino di fine 800, primi 900? Beh, in qualche modo, sia pure preterintenzionale, lo abbiamo realizzato. Se prima era la campagna che circondava la città, adesso è la città che, distendendo i suoi tentacoli, le sue reti, ha collegato a sé tutti i borghi minori, intrappolando la campagna all'interno delle sue spire. E quindi abbiamo produzione di vino a fianco a aree industriali o a villette. È il Veneto melange che viviamo ogni giorno. Domanda provocatoria: questa trasformazione è forse sconnessa rispetto alla linea narrativa delle scelte insediative venete? Cioè c'è stata una frattura? Molti studiosi ritengono di sì e lo denunciano. I libri, pubblicazioni varie, servizi televisivi, si parla di devastazione, eccetera. Senz'altro il paesaggio oggi risente anche di molte aree degradate. Però l'area degradata è una sfida. La Convenzione europea del paesaggio, siglata a Firenze nel 2000, include nel paesaggio non più le aree carine, quelle da cartolina turistica, ma anche le aree degradate, ponendo il problema della sfida della loro riqualificazione. Per questo diventa fondamentale capire se quanto è accaduto è stato solo frutto di disordine e incapacità da parte anche della politica di indirizzare i processi, oppure se la trasformazione territoriale non nasca da fattori preesistenti. Coinvolgemmo all'epoca un gruppo di studiosi, di urbanisti, e la risposta fu che in realtà la città densa di oggi è frutto della città rarefatta di cui parlava Michelangelo Muraro. Michelangelo Muraro è stato un grande intellettuale, professore, insieme a Beppi Mazzotti, Cevese e altri ha portato avanti la battaglia per la difesa delle ville venete. Michelangelo Muraro sosteneva che dopo il Cinquecento era nata una seconda Venezia, solo che si era sviluppata in terraferma nella forma di una meravigliosa città rarefatta. La città rarefatta costituita dalle ville venete, cioè dai palazzi dei patrizi veneti, che avevano scelto di andare nell'entroterra a passare dei periodi di ferie, la famosa villeggiatura,
costruendosi delle dimore nobili all'interno delle ville, cioè dei paesetti dei contadini. Attenzione, sottolineo questo aspetto perché quei palazzi hanno mutuato il nome dei villaggi. Le chiamiamo ville proprio perché sono stati realizzati all'interno dei villaggi. Ora, questi patrizi veneti si distinguevano per una caratteristica. Erano espressione di una nobiltà non parassitaria, una nobiltà nata dai traffici che Venezia in laguna intratteneva con l'universo mondo, anche con l'estremo oriente. Litigavano con i musulmani, ma anche facevano affari con i musulmani. Attenzione! Quei nobili scoprirono una popolazione di umili contadini abituati a vivere dispersi nel territorio per coltivare, che avevano in sé più competenze. Non sapevano solo coltivare la terra, ma sapevano fare anche gli artigiani. Erano un po' falegnami, un po' fabbri, un po' panettieri, cioè l'arte dell'arrangiarsi. E ne approfittarono. Perché nei momenti morti dell'anno agrario cominciarono a utilizzare la manodopera contadina per tutta una serie di attività economiche proto-industriali. Attenzione, fu grazie a questa trasformazione delle competenze dei contadini e del loro potenziamento che a fine Settecento e primo Ottocento nel Veneto cominciarono a fiorire le prime proto-imprese, che poi divennero imprese importanti e vere e proprie nella seconda metà dell'Ottocento. Attenzione, erano contadini, contadine, che cominciavano a entrare negli opifici, prima nelle fabbriche, poi. Vi consiglio di leggere gli studi di Luigi Fontana e di Giorgio Roverato, che fanno giustizia di tutta una serie di cliché sul Veneto rurale degli anni del 1960. Il Veneto era la terza regione industriale d'Italia già alla fine dell'Ottocento. Negli anni 30, quando il regime fascista volle compiere 2 censimenti sul livello di progresso del paese, il Veneto era comunque la terza regione industriale. Certo, l'economia agricola ancora prevaleva, però era la terza regione industriale. Quando arrivarono gli anni 50 e 60, e qui arriviamo al secondo tema, no? L'identità produttiva dei veneti, quei contadini, all'arrivo delle mesomacchine, cioè delle macchine di media dimensione, si trasformarono in imprenditori. Ulderico Bernardi ha inventato un termine per descrivere quella generazione, i metalmezzadri. Gente che tornava a casa la sera e coltivava i campi, al mattino andava in fabbrica, ma appena aveva racimolato qualche soldo, si comprava anche queste piccole macchine che servivano per produrre tessuti, piuttosto che macchinari da officina e via elencando. I metalmezzadri hanno compiuto una rivoluzione, ma da dove sono partiti? Dalle stalle, vicine alla loro abitazione, dalle barchesse delle ville abbandonate dove i loro genitori, i loro avi erano vissuti, dai borghi rurali, e via via hanno trasformato quella che era una città reticolare, ma a maglie molto larghe, in una città densa, fitta. La politica ha fallito nel governo della trasformazione, sì, ma non come si suol dire per colpa dei politici degli anni 60 e 70. Io ho l'impressione che all'epoca fosse difficile persino leggere il fenomeno e la trasformazione che era in atto. Vi ricordo che dopo il secondo dopoguerra era ripresa la diaspora migratoria. Il fatto è che l'emancipazione avvenne in maniera così rapida che probabilmente era difficile controllarla. Negli anni 80, 90, quando invece le università avevano già sfornato tutta una nuova generazione di urbanisti, forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più, prevedendo aree di sviluppo più ridotte, pensando a salvaguardare la terra, che è un bene primario. Su questi temi potremmo stare qui a discutere a lungo. Per Ulderico Bernardi era fondamentale capire che i metalmezzadri erano stati i protagonisti di una trasformazione storica, economica e paesaggistica del territorio veneto irreversibile, con luci e ombre come sempre.
La storia umana è caratterizzata dalla pluralità delle situazioni. Attenzione, ma questi umili che hanno fatto la rivoluzione, che hanno fatto l'impresa veneta, sottolineo una cosa, che sono diventati imprenditori. Quegli imprenditori che qualcuno a un certo punto sosteneva dovessero mettersi da parte nelle loro aziende per lasciare spazio a chi veniva dalla Bocconi. Dopo qualche decennio abbiamo capito che invece c'è l'occhio del paron che ingrassa il cavallo, no? E che il manager può anche andare bene, ma se no che c'è il paron non va neanche all'azienda. Allora, questi umili che sono diventati imprenditori hanno dei valori culturali? Per ragioni di tempo sono costretto a fare delle sintesi estreme. I ragionamenti del professor Bernardi erano estremamente più complessi. Però io riassumo, sono concetti che trovate nei suoi libri. In particolare uno che è l'unico che mi permetto di citare questa sera. I valori che secondo lui caratterizzavano quel mondo di contadini che era stato sfruttato dai patrizi veneti, poi dalla borghesia, ma che alla fine aveva fatto la rivoluzione del quarto e quinto stato, cioè la rivoluzione degli artigiani e dei contadini, era caratterizzato da un senso forte del lavoro come dato etico, probabilmente derivato anche dall'educazione religiosa. Ti guadagnerai il pane col sudore della fronte. Da una straordinaria capacità di sacrificio fino all'autosfruttamento. Dal senso della famiglia, moglie, figli, come espressione esistenziale. Guardate, credo che Ulderico Bernardi si incavolasse quando sentiva parlare di qualche politico i valori tradizionali della famiglia. Non era in questo modo che la concepiva. Chi vive nei campi sa benissimo che la vita è un circolo, è una ruota. Lo dimostrano le stagioni. C'è un tempo per nascere, per crescere, per invecchiare e alla fine per morire. E questo ciclo non vale solo per l'anno, vale per la vita umana. E quindi avere una famiglia significa far parte del ciclo della vita, avere la possibilità di trasmettere una parte della propria vita che andrà avanti quando tu non ci sarai più. Ed è qui che, secondo Ulderico Bernardi, si nasconde il senso più autentico della parola tradizione, che è la consegna intergenerazionale, la responsabilità di passare ciò che tu hai fatto alle future generazioni, che non c'entra col tradizionalismo. Il tradizionalismo per Ulderico Bernardi faceva rima con nazionalismo, il nazionalismo come malattia, tanto nelle comunità locali quanto in quelle più grandi. E purtroppo in questi giorni, quando accendiamo la televisione, vediamo qual è stato l'effetto del ritorno dei venti del nazionalismo in Europa, no? Effetti tragici. Ma dall'altra, Ulderico Bernardi contestava anche quelli che lui chiamava gli sradicatori, che per furore ideologico pensavano di distruggere il portato di secoli di esperienza, un millennio di esperienza umana, in nome di qualche ideologia astratta. Quindi, senso etico del lavoro, fino all'autosfruttamento, la famiglia come bene, la solidarietà sentita come compassione, cum patire. In un mondo di poveri ci si aiutava perché si provava pietà per l'altro. In un mondo di ricchi siamo capaci di essere invece non empatici. Non avvertiamo la sofferenza degli altri. E non avvertire la sofferenza degli altri è la radice del male, anche di quello più assoluto. Ancora, era convinto che la civiltà popolare si fondasse anche non solo sull'homo faber, ma anche sull'homo religiosus. Chi coltiva la terra sa che per quanta fatica faccia, arriva il momento in cui un temporale che dura mezz'ora può spazzare via tutto. E allora si avverte l'esigenza di affidarsi a qualcosa di più alto. La perdita del senso del sacro e del religioso, per Ulderico Bernardi, coincide con la perdita del senso di misura, con quella ibris che la tecnologia ci ha dato. Io vado a chiudere. Ovviamente quando si fanno queste interpretazioni di carattere antropologico o sociologico, si dovrebbe avere anche il buon gusto di portare qualche prova. Ulderico Bernardi aveva una mentalità scientifica. Vi cito il libro che secondo me, meglio degli altri, esemplifica la sua capacità di dimostrare che quando parla di identità veneta parla di qualcosa di reale, non di qualcosa di costruito a tavolino.
Il libro è A cartar fortuna, parla degli immigranti, Australia, Nord America, ma soprattutto del sud del Brasile. Quegli immigranti, secondo Ulderico Bernardi, non erano andati via senza nulla, come si suol dire, cioè con fagotto de strasse e basta. Si erano portati via i valori. Lui è andato giù più volte a studiare una civiltà che si è creata, una coinea anche linguistica, che parla italiano, ma che sarebbe il dialetto veneto, la lingua veneta, e ha ritrovato lì le stesse caratteristiche di comportamenti sociali, di produzione agroindustriale e di utilizzo del suolo che abbiamo qui. Guardate, anch'io ho avuto la possibilità di fare 2 viaggi nel Brasile del Sud, a Caxias in modo particolare, ed è sconcertante vedere che c'è un altro Veneto sotto un cielo diverso, sotto le nubi di Magellano, la grande croce del Sud. Ulderico Bernardi è stato un cantore di questa storia degli umili e la sua preoccupazione era quella che la tradizione venisse alimentata. Come diceva il grande musicista Mahler, custodire la tradizione non significa custodire la cenere, ma alimentare il fuoco. E oggi noi abbiamo bisogno di quei valori da trasmettere alle nuove generazioni, perché dobbiamo emendare anche gli errori che abbiamo compiuto, risanare il paesaggio che abbiamo ferito, recuperare i segni tanto dell'architettura più nobile, quella delle ville venete, quanto dell'architettura più umile, quella rurale, che si va perdendo. Abbiamo bisogno di recuperare i segni anche di un'architettura sottovalutata, quella Liberty, quella Art Deco, che testimonia del fatto che il Veneto fra fine 800 e primi 900 era interrelato organicamente dal punto di vista economico con l'Austria, col sud della Germania, con la Francia, perché erano stili di importazione che a Mazzotti peraltro non piacevano, però sono un segno del tempo. Abbiamo bisogno di ritornare a quei valori da trasmettere ai nostri figli. E guardate che se i figli corrono il rischio di perdere questi valori, non è perché le nuove generazioni sono peggio di quelle che le hanno precedute, è perché nessuno glieli trasmette. Io credo che l'esempio, la lezione di Ulderico Bernardi sia ancora estremamente vitale e che a lui non solo la comunità degli intellettuali, ma l'intera comunità trevigiana e veneta debba molto. Grazie, che invito ad accomodarsi il nostro successivo... Allora, sì, prego. Grazie. Dopo questo excursus sulla figura del pensiero, approfondiamo la figura dello storico, sociologo, economico e la persona di cultura e chiamo il professor Giuseppe Manzato, docente dell'Università di Venezia, eccolo qui, per portare l'attenzione sulla contemporaneità e l'attualità del pensiero di Bernardi. Prego. Grazie per l'invito. Ho poco tempo, mi hanno detto, e poi ho sentito il professor Favero, che è più bravo di me, bisogna dirlo, e quindi poi vado male. E siccome ho poco tempo, proverò a dire qualcosa di simpatico, se ci riesco, sull'uomo, sullo studioso, su un maestro, insomma, ecco. Io ho incontrato il professor Bernardi in un mattino di settembre di tanto tempo fa, grazie a una comune amica, Adriana Tranquilla, quella dell'altra volta era piccolo, era morta, questa qua è una suora, quindi nessun problema, che aveva seguito un mio corso di bioetica, cosa che ho ripreso a insegnare adesso, tra l'altro. Vabbè. E l'ho incontrato nel suo studio in Università a Treviso, era nata da poco la sede campus di Ca' Foscari in Treviso, Economia e Lingue,
era nella sua scrivania, c'erano 2 scrivanie, ricordo sempre giacca e cravatta, l'ho sempre visto così, in quello che da lì a poco sarebbe diventato anche il mio studio. L'anno scorso vi raccontavo di quella scrivania che sul muro aveva una carta enorme dell'Istria, siccome aveva il computer mi ha mandato Mila, perché bisogna del spazio, giustamente, essendo un uomo sapiente, usava la penna. E così mi ricordo che lui e anche poi Ferruccio Bresolin, un altro grande maestro trevigiano, sempre giacca e cravatta, erano proprio diversi da noi, no? Che arrivavamo più giovanotti, tutti casuali, come dicevo io, che facevamo anche figuracce a volte nelle commissioni di laurea, perché c'erano già quelli del politicamente corretto, questa roba un po' strana, no? Per cui togliemo le toghe. Il giorno in cui si celebravano i ragazzi, no? 5 anni di fatica, le ragazze e i ragazzi, l'unica volta sembra quella in cui si sposano, in cui si veste la festa, perché gli altri giorni è casual lori, e tu vai lì magari con la tua giacca spolverata di forfora, per non mettere le toghe, a proposito di tradizione. Il professor Bernardi, così, ha chiacchierato con me, dopo le prime 2 battute nella lingua di Dante, che lui usava in modo stratosferico, no? Elegantissimo. Subito, di dov'è lei? Son de Motta, mi son de Oderzo, perfetto. Da lì in avanti abbiamo sempre parlato tra noi nella lingua dei padri, anche davanti agli studenti che si divertivano molto. Non ho seguito questa ricerca, Marzio, perché la stavate già facendo in quegli anni, però lui un giorno mi ha dato un plico pieno di carta e mi ha detto: el sea studia e il mea corregge. E questa roba qua era quel libro lì, quello lì, se non sbaglio è quel libro lì, che si chiama Culture e integrazione, uniti dalle diversità, che a differenza dei testi bellissimi di Ulderico Bernardi, narratore strepitoso come sapete tutti, questo è uno dei libri che scriviamo noi, come dicevamo l'anno scorso qui, che fa male alla testa. Okay? Che non li facciamo per far male agli studenti, ma se uno vuole imparare, gli tocca imparare dove ti fa male la testa, altrimenti non si impara nulla. E questo testo me l'ha fatto, come dire, studiare, correggere, ho avuto questo privilegio, e poi uscì nel 2004, più avanti, ed è un testo importante perché era un testo di studio vero che provava a rispondere a una domanda cruciale. Lui è famoso per l'emigrazione, giusto? Veneta, poi leggeranno dei brani, mi sembra. E questo testo invece parlava, o meglio, si poneva una domanda: come si governa il fenomeno immigrazione? Una domanda potentissima che oggi è insulsa, come si governa, non voglio neanche appena farla, ok? Però lui aveva capito, passando attraverso studi che toccavano i grandi laboratori delle integrazioni interculturali, che più che integrazioni bisognerebbe parlare di relazioni interculturali, no? Dagli Stati Uniti fino all'Australia, fino alla Gran Bretagna, la Francia, con uno sguardo che era lo sguardo sempre dell'uomo che aveva a cuore le autonomie, perché in Ulderico Bernardi, forse Marzio l'avrà citato, sono sempre presenti nomi come Niccolò Tomaseo, come Carlo Cattaneo, come Luigi Sturzo, come Proudhon, per arrivare appunto a Simone Weil, no? Di cui pochi sanno che in verità aveva proprio uno spirito che tutelava le comunità locali e tentava di dare delle indicazioni sul come si governano questi fenomeni tenendo conto della dignità della persona, perché sono lasciati in mano alla criminalità, cosa che esiste anche oggi, non si combina nulla di buono. E accanto a lui in quegli anni c'erano figure come Giovanni Sartori e poi anche un'altra grande figura che teneva conto di un principio che vale sempre. Ulderico diceva: bisogna fare in modo che nel divenire storico ci siano dei valori che sono irriducibili alla semplice storicità, vale a dire non conta veritas filia temporis. Non è vero che ogni epoca dice ciò che è vero, oppure se è vero lo è in parte, perché nell'inevitabile mutamento del mondo e dei progressi, ammesso che siano progressi, ci sono dei principi che dovrebbero rimanere immutabili. Quelli che un altro grande genio, che ha fatto il Papa di mestiere, compie 95 anni fra qualche giorno, chiamava i valori non negoziabili. Erano cari a Ulderico perché
perché come ha ricordato il professor Favero, l'orizzonte in cui si muoveva Ulderico, ed era quello che avevamo in comune perché caratteri completamente diversi, l'orizzonte in cui si muoveva era l'orizzonte cristiano, era l'orizzonte della croce, perché nella croce di Cristo si riassumono le nostre croci, le nostre agonie, le nostre angosce, che però sono delle croci precarie, perché, ricordava Ulderico, e lo ricordo ogni credente a proposito del tempo che stiamo per vivere, sono precarie perché Cristo è risorto e quindi è vivo. Ecco che io penso, e finisco, così sono stato breve, Roberto, e penso che Ulderico, Ferruccio, i grandi maestri che ho avuto, e tanti altri celebreranno, come dire, nella gioia, no? nella comunione dei santi, questa Pasqua che è la vera Pasqua. Ok? Grazie. Dopo aver ascoltato il pensiero, adesso lo ascoltiamo dalle sue parole, quindi invito l'attore Sandro Buzzati qui sul palco, che leggerà alcuni pezzi tratti da libri di Ulderico Bernardi. Grazie. Grazie, io ringrazio di avermi invitato così come rappresentante di una rappresentazione dell'identità veneta e dei suoi vari linguaggi. E comincerò con un cappello agli scritti di Ulderico, riprendendo una cosa che avevamo costruito insieme con Marzio Favero quando lui era assessore alla cultura della provincia di Treviso, proprio un lavoro che facemmo specificatamente con Luciano Caniato, Gianni Secco e altri sull'emigrazione dei Veneti, questa poesia di Berto Barbarani. I va in Merica. Fulminati da un fraco de tempesta, l'erba dei pre per una metà passia, brucia le vigne dalla malattia che non lascia i vilani mai de pesta. Ipotecato tutto quel che resta, col formento che va in una carestia, ogni paese il ga la sua agonia e le famiglie un pelagroso a testa. Crepà la vacca che dasea al formaio, morta la donna a partorire una fiola, protestà la cambiale dal notaio. Una festa sarà di all'osteria, con un gran pugno battu sopra la tola, porca Italia, i bastiema, andiamo via. E si conta infra tutti. In quanti sio? Appena diese che può far strapasso, il resto donne, quei putini in brasso, il resto veci e puteletti ad rio. Ma a star qua non se magna, no, par Dio, bisognerà pur farlo sto gran passo. Se l'inverno ne capita col giasso, porino altri e che ne fa un desio. Drento l'ottobre, carghi de fagotti, dopo aver dito mal de tutti i siori, dopo aver fusilato 3-4 goti, con la testa sbarlota, imbriagata, i si dà 2 strucconi intradelori e tontonando i ciappa sulla strada. Da Addio Patria di Ulderico Bernardi 2002. Sul finire dell'Ottocento, nell'Italia fresca di indipendenza, contadini, modesti artigiani di città, in una parola le famiglie del popolo minuto, cioè la stragrande maggioranza dei cittadini, pativano sofferenze sempre meno sopportabili, come abbiamo sentito. Ovunque, nel Mezzogiorno come nel Settentrione. Le cose per la povera gente non andavano bene nel nuovo regno. Lo documentavano a tinte fosche inchieste parlamentari, indagini sociologiche e rapporti delle prefetture. Nelle Venezie la sconsolata arguzia popolare
aveva sintetizzato in tutto un motto che percorreva un secolo di progressivi peggioramenti. Con San Marco dominava, se disnava e se senava. Coi francesi, buona gente, se disnava solamente. Con la casa de Lorena non se disna ma se sena. Con la casa de Sardegna chi ha fame se la tegna. Fu in questo scenario che si avviò un fenomeno destinato a diventare grandioso, l'emigrazione. Fame continua, salario no, partivano. Di rado isolati, più spesso a gruppi di vicinato, a famiglie, a intere borgate talvolta. I signori un po' non capivano e parlavano di americomania, dei villici, un po' tiravano qualche boccatina di sollievo per quella vendemmia di contadini che magari avrebbe liberato i campi e le piazze dai fittavoli più fieri e riottosi. Del resto un abito mentale di arroganza li rendeva da secoli indifferenti alle vicende dei villani tenuti in conto di non persone, ignoranti, avidi, sordidi, testardi come caproni e ostili sempre alle novità. E loro, i mezzadri, i coloni, i repetini dalla fame continua e dal salario occasionale, partivano per l'America lontana, andavano con la speranza concreta di un pezzo di campagna sua, dove la famiglia potesse infine radicarsi libera dall'incubo dello scomio, la disdetta padronale a San Martino. Andavano con una fede fonda in nuovi cieli e nuove terre dove abiti giustizia, parola del Signore. Una fede che aveva riempito le parrocchie rurali di testimonianze visibili della religiosità popolare, inverata nei capitelli, dipinta sulle facciate delle case contadine, gridata nelle erogazioni, atti chiamati a far memoria della pari dignità degli uomini davanti al comune creatore, pur nel colmo del disprezzo borghese verso questa umanità contadina avvilita dalle malattie più schifose. Quello che bollava la massa papista per il suo attaccamento ai parroci usciti dalle file contadine e pronti nel bisogno delle carte. All'estero, in quegli spazi immensi di là dall'Atlantico, guardavano ghiottonamente a queste schiere e i governanti scrivevano che sebbene l'economia mondiale non possa prescindere da nessuna razza, dobbiamo attrarre preferibilmente il gruppo latino per assicurare una continuità che deve essere biologica e morale, di cultura e di sentimenti, di aspirazioni e di costanza. In particolare si guardava agli italiani e ai veneti, che dimostrarono, oltre alle virtù di laboriosità e di intelligenza, una straordinaria plasticità biologica di adattamento definitivo all'ambiente, associando il sentimento di gratitudine all'istinto di evoluzione sociale. Formati alla dura scuola dell'impresa mezzadrile, del piccolo affitto, dell'infima proprietà, dove la bravura tecnica, l'estro artigiano e la prudentissima economia gestionale stentavano a coprire i gravami fiscali, le razzie padronali sull'orto e sul pollaio per le onoranze, le corvée servili inflitte alle donne per le pulizie di Pasqua e i bucati grossi nelle case signorili, riversarono tutta la voglia di libertà, di iniziativa e di responsabilità personale nelle terre della immigrazione. Con costi umani enormi e una storia collettiva che firma l'impasto delle fondamenta a nord e a sud dell'America, non è retorica. Quel che ebbe a scrivere 80 anni fa un giornale dei nostri emigranti laggiù. Noi abbiamo steso per tutto le linee di ferro. Noi staccati i marmi e i graniti dalle montagne e svelti i tronchi dalle radici. Noi innalzate al cielo le moli dei palazzi e dei templi. Noi addolciti i costumi, infiorata la vita, dischiuse le intelligenze.
la pietra scartata delle campagne si era fatta infine pietra angolare. Dalla rivista La nostra storia nel 1997. E per ultimo un brano tratto da Terra Antica 2014, con il consolidarsi dell'industrializzazione e l'abbandono dei vecchi mestieri. Dagli anni 90 del Novecento cominceranno a comparire nell'Opitergino gli immigrati. Già dal 1981 si era giunti al rapporto di un'impresa ogni 10 abitanti, con la costituzione annua di 6.000 nuove imprese. Uno sviluppo autoctono, posto che oltre il 94% dei residenti risultavano nati nel Veneto. Nel giro di un ventennio queste regioni di emigranti e di lavoratori a basso reddito si trasformeranno nel mitico Nord-Est. Un riferimento geografico che dice poco se non è riempito di contenuti storici e valoriali qui diffusamente proposti. Anche se poteva accadere ancora che all'epoca della vendemmia molti metalmezzadri prendessero le ferie e si ricomponesse la famiglia patriarcale. Sostiene un nostro antico proverbio: chi ha un mestiere ha un graner. Ora che dei graneri nelle case si è persa perfino la memoria, il vantaggio di possederlo resta comunque chiaro. Tradizionale o inedito che sia, appartenga alla vecchia o alla nuova economia, il mestiere è un'arte esterna che dona libertà mentre sollecita a scoprire sempre nuove vie per l'intelligenza creativa. I grandi principi, a cominciare dall'amore che si deve al prossimo come a se stessi, vengono rimossi se non vi è una costante educazione ai valori su cui si fonda la libertà di ciascuna persona sulla terra. Grazie all'attore Sandro Buzzati. Ora chiamo sul palco per dare avvio a questa tavola rotonda i presidenti dell'IPA della Marca Trevigiana presenti. E partirei con Stefano Morcon, presidente dell'IPA Castellana nonché presidente della provincia. Maria Scardellato, presidente dell'IPA Pitergino Montense, nonché sindaco del comune di Oderzo. Alessandro Manera, assessore al comune di Treviso, delegato dal sindaco Conte, invece dell'IPA Marca Trevigiana, e Adalberto Bordin, presidente dell'IPA Montello Piave Sile, nonché sindaco del comune di Montebelluna. Al tavolo coordina il professor... Sì, certo. Volevo dire il professor Marzio Favero, che intanto invito a salire, coordinerà, ed infine il sindaco di Fonte Mario Libralato, assessore, mi scuso, per l'IPA Terra di Asolo e Monte Grappa, al posto del presidente Rampin. Manca il presidente dell'IPA Terre Alte della Marca, Stefano Soldan, che purtroppo, come saprete, lui è sindaco del comune di Pieve di Soligo. Oggi è una giornata di lutto per la cittadinanza e quindi per impegni inderogabili in questo senso si scusa e ringrazia in ogni caso dell'invito. Lascio a Marzio Favero la tavola rotonda. Nell'introdurre questa tavola rotonda, permettetemi di sottolineare un aspetto particolare del carattere di Ulderico Bernardi. Lui che amava la cultura popolare, sia rurale sia urbana, non aveva nessun tipo di rimpianto per il passato. Vi sono molti studiosi, potrei citare Dino Coltro, che amo moltissimo, ma che conservano una specie di nostalgia per il passato. Forse è una nostalgia legata al fatto che
era un periodo di vita che coincideva con la loro gioventù e quando si è giovani tutto è bello, no? In Ulderico Bernardi non c'era questo tipo di nostalgia, c'era consapevolezza che i tempi erano stati durissimi e quindi la sua preoccupazione era piuttosto guardare al futuro. Ma in che modo? Ulderico Bernardi citava spesso Sant'Agostino e la sua idea del tempo. Lui diceva: non esiste il passato, non c'è più, non esiste nemmeno il futuro. Il passato esiste solo nel presente come memoria, il futuro esiste solo nel presente come attesa. E il presente cos'è? L'intenzione, ciò che vogliamo fare. Noi nell'organizzare questo convegno, e ringrazio l'amica Maria Teresa, abbiamo pensato che fosse opportuno invitare anche dei protagonisti della vita politica. Gli amministratori locali negli ultimi 20 anni hanno dovuto affrontare situazioni difficilissime. Negli ultimi 10 il dramma del taglio dei trasferimenti dallo Stato ai comuni, alle province, la crisi economica che purtroppo ha colpito anche il nostro territorio, aggravata non bastasse dal crollo delle 2 popolari, poi è arrivato anche il Covid. E in questo contesto hanno mobilitato le protezioni civili, gli uffici dei servizi sociali per affrontare le emergenze e nel fare questo hanno riattivato quei meccanismi di solidarietà all'interno delle comunità che qualcuno diceva essere ormai perduti. Ma non solo. In questi anni gli amministratori per governare hanno dovuto partecipare ai bandi di finanziamento, che sono come la lotteria. Non è normale amministrare quei bandi di finanziamento. Dovrebbero esserci delle risorse autonome che uno spende e se poi ogni tanto arriva la ciliegina sulla torta, bene. Vivere solo con le ciliegine sulla torta è difficile. Tuttavia, anche qui si è fatto di necessità virtù e le amministrazioni hanno cercato di lavorare nella direzione del recupero anche della qualità degli spazi urbani e extraurbani. E siccome a questo tipo di azione Ulderico Bernardi teneva moltissimo, abbiamo ritenuto opportuno invitare gli amministratori a raccontare la loro esperienza al fronte. È un'esperienza che ho vissuto anch'io, sono stato sindaco di Montebelluna fino a 1 anno e mezzo fa, intensissima, 14 ore al giorno, sabato e domenica comprese, però dal punto di vista umano, esperienza ricchissima. Partirei per farci raccontare dai nostri ospiti la loro prospettiva dal sindaco, dalla Maria Scardellato, che è la nostra padrona di casa, ospite, che ringrazio, sottolineando una cosa. Nel parlare questa sera non parlano solo a titolo personale, ma anche degli altri colleghi sindaci rappresentati dalle IPA e anche dei rappresentanti delle associazioni di categoria che all'interno delle IPA portano la voce dei protagonisti del territorio, cioè dei cittadini. A te, Maria. Tacca il pulsante. Eccolo. Una sintesi sarà difficilissima perché ci sono un'infinità di aspetti. Parto da quello che tu hai sottolineato, la necessità di risollevare, rianimare lo spirito di intanto di compartecipazione, di solidarietà che si è verificato in questo periodo, e lì abbiamo avuto un'enorme soddisfazione, sia per quanto riguarda la problematica relativa prima ancora con la tempesta Vaia, per esempio, già c'è stata una manifestazione di solidarietà di tutti i cittadini e associazioni. Poi con il Covid non se ne parla e adesso anche con il problema dell'Ucraina. E quindi una importantissima e gratificante esperienza da sindaco senz'altro è quella nel vedere la manifestazione di questa grandissima solidarietà. Poi un'altra cosa che abbiamo imparato a fare recentemente, qua c'è Paola Roma che è la sindaca di Ponte ma la presidente della nostra ULS, quindi siamo con 93 comuni, e durante il Covid abbiamo fatto una chat con tutti i sindaci e lei faceva il coordinamento tra i sindaci, l'ULS e anche la prefettura, ed è stato un lavoro disumano che ci ha insegnato a lavorare insieme, cosa che inizialmente non è stata facile, però un po' alla volta stiamo imparando. Quindi da quell'esperienza fatta per necessità, per esempio, abbiamo cominciato a lavorare molto meglio anche come IPA, perché fino a prima dell'esperienza del Covid, delle problematiche relative al Covid,
cercavamo di lavorare come IPA, ma non eravamo capaci perché il campanile rimaneva sempre saldissimo. Adesso abbiamo fatto sto passetto e veramente ci stiamo riuscendo. Magari cerchiamo di fare nostri degli argomenti che siano molto più facilmente condivisibili. Adesso per esempio noi stiamo cercando di, abbiamo cominciato a maturare la mentalità che favorisce la mobilità lenta. E quindi per esempio lavorare sui master plan delle piste ciclabili che interessano un po' tutti i comuni e che quindi diciamo è qualcosa che riesce a coinvolgere un po' tutti. Il cambio di mentalità, quello proprio perché per cambiare il modo di vivere, mobilità lenta, che è un'utopia perché non è che siamo riusciti a rallentarla, però per esempio da noi a Oderzo abbiamo cominciato a pensarci, diciamo a progettare in questa direzione quando all'inizio del mio mandato l'allora assessore Vincenzo Artico ha invitato dei ragazzi anche laureati che stavano laureati in architettura, che stavano facendo un master a Venezia con la professoressa Viganò. Questi professionisti giovani che provenivano da tutto il mondo, ce n'erano di cinesi, giapponesi, di tutte le provenienze. Vincenzo ha proposto alla professoressa Viganò, questa notissima e bravissima urbanista, di porre Oderzo come oggetto di studio, e quindi sti ragazzi hanno cominciato a venire per Oderzo a girare e poi ci dovevano dare il loro scenario, i loro punti di vista di persone completamente estranee a quello che era la nostra abitudine, e le prime cose che ci hanno detto ma paese piccolissimo, bellissimo, ma perché è coperto di macchine che potete andare a piedi, potete andare in bicicletta? Da lì abbiamo cominciato la famosa rivoluzione che serve per il paesaggio, che non è ancora digerita, perché non è così facile, ma proprio per gustarselo il paesaggio, perché loro ci facevano l'osservazione, dice, se tu devi fare 1 chilometro in autostrada è lunghissimo, se te lo devi fare in un parco è niente, quindi la percorribilità in un ambiente più piacevole cambia completamente la qualità della vita, il modo di vivere la città, e quindi stiamo cercando di fare questa difficilissima rivoluzione perché cozza con il logorio della vita moderna. Però è una rivoluzione che vogliamo fare perché proprio va nella direzione del miglioramento della qualità della vita. Sul paesaggio, una cosa che mi sta preoccupando, come prima hai detto Marzio, che erano esigenze e quasi inconsapevolmente allora abbiamo deturpato il paesaggio in passato, adesso abbiamo un'esigenza bestiale che è quella della produzione dell'energia e quindi delle energie rinnovabili, che però deturpano il paesaggio in una maniera abominevole. Adesso si parla per esempio dell'agri fotovoltaico, ma è vero che non consuma il suolo perché ci puoi coltivare, ma ragazzi il paesaggio dove va? Una mostruosità, eppur però c'è questa esigenza di produrlo, questo... Abbiamo tantissimi capannoni coi tetti in Eternit che potrebbero essere sostituiti. Bravissimo. Mi stoppo perché sto parlando troppo come sempre. No, anzi, grazie per il contributo, perché questi sono temi che possono generare nuove ferite al paesaggio, anche perché è corretta la spinta all'ecologismo. È bastata una guerra per riscoprire anche immediatamente il carbone, no? Questo dimostra che forse l'arena e l'opinione pubblica ha delle oscillazioni che sono legate alle onde della comunicazione emozionale più che a quelle della riflessione. Il tema delle piste ciclabili è un tema che tutte le amministrazioni stanno cercando di affrontare per ridurre il numero di auto, e quindi il PM10, ma è anche la riscoperta di un mezzo di locomozione che era tipico degli strati popolari. Il nostro grande Botticchia è diventato un grande ciclista portando pezzi di mitragliatrice sulle spalle durante la Prima Guerra Mondiale. Lo sport del ciclismo è lo sport soprattutto degli umili. I più ricchi vanno a vedersi il tennis, i più umili seguono la bici, no? Allora, rigovernare un territorio, rigenerarlo non è facile. C'è una prospettiva privilegiata da cui si può guardare. Per fortuna, in quella sciagurata riforma delle province, almeno si è conservata le stesse la possibilità di occuparsi di urbanistica, e abbiamo qui la fortuna di avere il sindaco di Castelfranco Veneto, città bellissima, ricca di opportunità, che però è anche presidente della provincia di Treviso. Quindi passiamo a lui la parola, sapendo che lottiamo da svantaggiati, no? Come amministratori. Insomma,
Marzio, è sempre questione di punti di vista. Io mi considero un privilegiato a fare quello che faccio perché faccio qualcosa che mi piace e lo faccio con lo spirito di servizio che caratterizza chi si mette a disposizione della pubblica amministrazione. Anche se il tuo intervento di prima è quello del professor Manzato, che si è trovato in difficoltà, aver parlato dopo di te, io mi trovo in doppia difficoltà nell'aver ascoltato voi, induce a fare qualche riflessione sui valori. Innanzitutto vorrei fare qualche passaggio su quel che è stato detto e su come è cambiato il nostro territorio. I valori passano attraverso gli esempi, a mio modo di vedere. E se posso dire, per esempio, sui valori della famiglia, piuttosto che quei valori che caratterizzavano le famiglie dei nostri predecessori, chi fa pubblica amministrazione è un cattivo esempio. Perché fa 14 ore, come hai detto tu, va via da casa, non vede i figli, lo fa 7 giorni su 7, ma se non lo fa così al tempo odierno non è un buon amministratore perché non si dedica a tempo pieno nell'attività amministrativa. È un paradosso del tempo che viviamo, però così va. Così come riflettevo sulle comunità brasiliane dei veneti che parlano italiano, quelle comunità che sono partite nel dopoguerra prevalentemente da un Veneto povero a cercare fortuna, in parte l'hanno fatta, che oggi conservano valori che qui sono stati persi, a mio modo di vedere, perché sono valori che non sono direttamente proporzionali alla crescita economica. Sostanzialmente il nostro è un territorio di benestanti rispetto a quelle famiglie dei nostri avi che sono andati via, dove hanno fatto una crescita che gli consente di vivere un tenore di vita buono, ma ha mantenuto le tradizioni, ancorché possano essere viste negativamente da quanto ho sentito dire, quelle tradizioni che mantengono valori che a mio modo di vedere qui sono andati persi. E chiudo questa parte etica. Ho conosciuto suo marito signora ad un corso di economia ed etica d'impresa fatto a Bassano nel 96, dove ho partecipato perché tra le altre cose ho anche un lavoretto da tutelarmi e quei valori a cui si ispiravano quelle lezioni lì sono ancora valori che mi hanno fatto bene. Bene. Torniamo all'attività amministrativa e al riordino del Veneto. Hai detto bene Marzio, oggi l'amministratore deve essere bravo ad intercettare fondi, bandi messi a disposizione da chi ci governa negli enti sovraordinati. Bandi rispetto ai quali, per esempio, con le opportunità del PNRR, che sentiamo citare quotidianamente, calano nel nostro territorio risorse importanti. Se sei capace di intercettarli, attenzione, perché sono finalizzati a determinate tematiche. Abbiamo bisogno di soldi per sistemare le scuole? Allora andiamo a caccia dei soldi per sistemare le scuole con i limiti che oggi viviamo per l'aumento delle materie prime e per la dipendenza energetica, ma quelli sono per le scuole. Se tu hai fatto scuole, soldi a te non te ne servono, perché la politica oggi ci indirizza in quella direzione. Ci sono bandi per la pubblica illuminazione perché andiamo verso il risparmio energetico e quindi bandi per la pubblica illuminazione. Se tu hai già fatto o il tuo predecessore ha intrapreso percorsi virtuosi in determinate linee, tu non hai diritto di accedervi. Allora mi consentirete anche una digressione di tipo politico, a me ricordano politiche di staliniana memoria. A centro le risorse degli enti locali, le risorse, le tasse che pagano gli imprenditori vanno allo Stato centrale e poi lo Stato ce le ritorna oggi sotto forma di contributi. Quella sorta di minima autonomia che era riservata ai comuni ante austerity del patto di stabilità piuttosto che alle province ante riforma province, oggi siamo stati come si dice, ce l'hanno portata via. È brutto, sapete, è brutto perché limita molto la capacità di scelta dell'amministratore locale. Talvolta per la strada dove non vuoi camminare ti tocca correre, perché altrimenti corri il rischio di essere, giudicato sotto il profilo amministrativo come un amministratore che non è in grado di
intercettare risorse. E sulla scorta di questo andamento, nel riordino, nel ripensare il Veneto e nel riordino degli enti locali che so che stanno prendendo in considerazione anche a livello regionale, a mio modo di vedere bisognerebbe cercare di evitare di creare contenitori ad hoc per intercettare fondi, perché oggi così sta succedendo. Abbiamo le IPA, che rappresentiamo qui, che hanno una funzione, vi sono i GAL, ci sono le autorità urbane, ci sono gli ATS per il sociale, sono le province, le OGD per il turismo. Abbiamo creato e sono stati create serie di contenitori amministrativi che gestiscano determinate risorse. Giusto farlo? Doveroso farlo, visto l'andamento e l'indirizzo politico che arriva a livello nazionale, perché altrimenti ti prendi indietro, ma sbagliatissimo, come la riforma delle province che impone per legge che ci sia un sindaco ad essere presidente di provincia. Sbagliatissima. Uno dovrebbe fare uno, anche per quell'esempio a cui mi sono rifatto prima dell'essere virtuoso quando vai a casa a parlare di determinati valori, no? Mia moglie per fortuna non mi sente, perché altrimenti e mia moglie, guardi, quando parlo di mia moglie penso alla moglie di Winston Churchill. Lo sappiamo quell'aneddoto dove camminando per Londra hanno incontrato uno spazzino, la moglie di Churchill saluta lo spazzino, parlano e dopo quando va via gli dice: cara, ma chi era? Era un mio amore di gioventù. Pensa, gli ha detto. Se l'avessi sposato oggi saresti la moglie di uno spazzino. E lei gli ha risposto: no caro, lui sarebbe primo ministro oggi, capisci? Questa è mia moglie. Io sono sindaco perché ho una grande moglie. Chiudo. Bisogna farli quei percorsi là, ma sono sbagliati a monte. L'Europa ce li declina l'Europa queste cose. Ce li declina così come ci ha declinato le politiche di globalizzazione che oggi mostrano i propri limiti. Nelle variabili della politica europea, quella politica che faceva pestare le arance nei nostri territori piuttosto che i pomodori, perché dovevano essere fatti in Spagna piuttosto che in altra parte, mostrano oggi dei grandi limiti, grandissimi limiti. Così come la dipendenza energetica. Anche qua hai detto stiamo attivando le centrali a carbone. Fatto salvo che per attivare una centrale a carbone, lo cito sempre perché lo faccio per mestiere, ci vuole l'ammoniaca per abbattere i fumi ai camini. L'ammoniaca in una fabbrica, non so se è a Ferrara o nel Polesine, non la sta producendo perché il costo dell'energia costa di più che vendere il prodotto. Cioè, rincorrere determinate filoni di emotività ha prodotto che cosa? Un'Europa debolissima geopoliticamente parlando. All'interno dell'Europa i singoli stati, l'Italia più di altri su determinati fronti. Si pensava magari che con la finanza si riesce a governare anche determinati processi, forse io credo che il ripensare un attimino l'Europa e a cascata tutti gli enti che vengono sotto e tornare ad alcuni valori a cui si faceva riferimento prima e conseguentemente forse significherebbe essere un po' più poveri, ci farebbe rivivere meglio e più felici. Mi taccio così per il momento, grazie. Allora, una delle chiavi del pensiero di Ulderico Bernardi era anche politica, non l'abbiamo citata questa sera, però anzi il professor Manzato ha fatto dei riferimenti. Ulderico Bernardi era un convinto federalista e mi dispiace che anche alcune forze politiche, compresa la mia, non abbiano saputo mettere a frutto alcune sue riflessioni. Allora, noi oggi viviamo la debolezza dell'Europa e l'abbiamo visto prima col Covid e poi adesso con la guerra nell'ex Jugoslavia. È lecito domandarsi se un'Europa autorevole con un unico esercito forse avrebbe avuto la forza di deterrenza da impedire a Putin di agire. Invece abbiamo avuto un'Europa che ha assistito a una guerra nel Donbass che è iniziata nel 2014 e non ha preso misure,
Anzi, già nel 2016-2017, quando ci si illudeva che fossero maturati degli equilibri nell'area, mentre in realtà si continuava a combattere, tutti i governi europei hanno riattivato i canali con Putin, andando oltre quanto previsto dai due trattati Minsk 1 e Minsk 2 rispettivamente 2014 e 2015 sulle sanzioni. L'Europa che desiderava Ulderico Bernardi e l'Italia che desiderava Ulderico Bernardi era quella delle euroregioni. Un'Europa più forte, ma per far questo bisogna demolire un mito politico che si chiama identità Stato-Nazione. Un elemento di idolatria nei confronti di una costruzione politica che oggi è troppo piccola per governare i processi internazionali, troppo grande per rendere conto delle diversità locali. Lo diceva Norberto Bobbio. Io spero che la crisi che stiamo attraversando possa indurre a un ripensamento in questa direzione. Vi annuncio che in seno al Consiglio regionale è nato un intergruppo del Movimento Federalista Europeo che vede assieme 20 consiglieri di maggioranza e di minoranza. Perché a queste sfide bisogna dare una risposta. E per Ulderico Bernardi era un concetto multiplo di identità. Lui diceva: io mi sento di Oderzo, di Treviso, del Veneto, dell'Italia, dell'Europa e perché no anche del mondo. Usando questa visione come antidoto alle ideologie nazionaliste. Il tema delle identità si cala anche in città come Treviso, che è una città capoluogo, ma ancora una dimensione estremamente vivibile per la comunità, con tutte le problematiche che può avere una città comunque, ma anche con dei luoghi che ancora sono luoghi di valore e che creano le occasioni perché i cittadini si incontrino. A te passo la parola, anche perché Ulderico Bernardi a Treviso ha insegnato, ha amato moltissimo questa città, anche sotto il profilo gastronomico. Ricordo che Ulderico Bernardi era fra i sostenitori dei progetti di valorizzazione della cucina, e quindi Coco Radicchio, piuttosto che Coco Fungo, e anche qui era un regionalista. Lui diceva: Marzio, guarda, si chiama Accademia Italiana della Cucina, non Accademia della Cucina Italiana. È differente, perché la cucina italiana è fatta di tantissime cucine regionali e attenzione, nel cibo, come nella lingua locale, si trova il nucleo dell'identità delle comunità. A te la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti, porto i saluti anche del sindaco Mario Conte, presidente di ANCI. Io la delega dell'IPA, ma vorrei fare un passaggio, ecco, essere in una città, che non è una grandissima città, per noi è una metropoli, però chiaramente è forse due strade di Shanghai, quindi resta sempre un grande paese. Io aggiungo un valore, lui si sentiva di Oderzo, Trevigiano, io mi sento di Sant'Antonino, di Treviso, perché ho anche il mio quartiere. Ecco, quella è la dimensione che aggiungi quando sei in una città. Io ho avuto l'onore di conoscere il professor Bernardi, in realtà, se non mi ricordo male, mi fu presentato appena insediati dal professor Bresolin, vicino di casa di mio papà, che io ho quasi investito in gioventù, in macchina, ne ho patentato, quindi è sempre un piccolo villaggio dove tutto si rincorre alla fine, e mi disse una frase quando ci presentarono, ho letto di te, ricordati da dove vieni per sapere dove vai. Mi disse questa frase, io rimasi un po' così, primo perché non pensavo avesse letto di me, e secondo non avevo capito, e gli ho fatto una domanda, stupida ovviamente, che fu, ma come ci vado? Quello devi impararlo tu, mi ha detto. Come dire, hai voluto la bicicletta, tornando alle piste ciclabili, adesso pedale. Quindi con questo aneddoto io ricordo questo momento e declino poi la mia esperienza amministrativa in quello che è avvenuto. Io lì ho letto ripensare il Veneto, però in tante immagini che ho visto è ripenseremo ai Veneti, che è un'altra questione, perché questi 2 anni non sono stati 2 anni normali. Cioè, io dalle immagini che ho visto, probabilmente solo chi appartenuto a quelle generazioni nel 1918 può dire di aver visto una pandemia. Ma come saranno i Veneti dopo questa pandemia? Saranno uguali? Saranno più egoisti? Saranno migliori? Saranno peggiori? Saranno più isolati? Saranno più comunicativi? Non lo sappiamo. Non esiste, e nessuno può dirlo, peraltro con gli strumenti tecnologici che abbiamo adesso, se la nostra società veneta, trevigiana, del mio quartiere cambierà. Non lo sappiamo.
lo scopriremo solo vivendo, come diceva una bella canzone. E questa è una riflessione che dobbiamo fare, perché il Veneto non è una scatola vuota, ci sono i veneti dentro. E cosa avverrà? Io inizialmente, perché la pandemia è stata fatta di varie ondate e questo si declina col nostro mandato amministrativo, si è iniziato dicendo andrà tutto bene. Cioè è partito un moto di comunità forte, dopo un po' non era più andrà tutto bene, i sindaci lo sanno molto bene, perché i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, cioè le amministrazioni più vicine, diciamo, alla popolazione, sono poi il frutto e anche il parafulmine di qualsiasi pressione e depressione della propria cittadinanza. E quindi dovremo capire come andrà questo, come ha detto giustamente Marzio da questo punto di vista, vedremo questa evoluzione e speriamo sia positiva questa evoluzione, se possiamo ancora utilizzare la parola positiva, perché poi abbiamo cambiato anche il linguaggio su questo. L'IPA. Io ho ricevuto la delega dell'IPA da 2 anni e abbiamo iniziato a lavorare pensando a una struttura, in questo caso con Treviso chiaramente al centro, ma non Treviso centrica. Perché? Perché era stato probabilmente il fallimento precedente dell'IPA, cioè immaginare che Treviso come comune capofila, come comune anche capoluogo da questo punto di vista, tutto dovesse essere rivolto alla centralità della città, ma questo non è più possibile. Questo non è più possibile per una questione urbanistica, per una questione territoriale, per una questione diffusa. Quelli della mia generazione, guardate, io quando vedo la foto di quando andavo a scuola, nessuno vive più a Treviso. Nessuno vive più nella città di Treviso. Non vivono tanto lontano, vivono, compreso il sottoscritto, vivono a 4, 5, 6, 7 km, vivono a Ponzano Veneto, vivono a Fontane di Villorba, e quindi, però i loro genitori vivono ancora a Treviso come i miei. Qui e lavorano a Treviso e si muovono a Treviso. Quindi quest'area vasta, quest'area diffusa, in cui i trevigiani non sono più trevigiani, i loro figli non vanno più a scuola nel comune dove sono nati loro, ma vanno dai nonni che vivono nella città. Quindi questa specie di spostamento continuo determina una nuova area vasta, un'area diffusa, perché i trevigiani si sono diffusi esattamente per una questione urbanistica. Rivedere la città, e qui sono d'accordo con quello, sicuramente con quello che hai detto, sarà una nuova evoluzione, perché dove finirà? Dov'è che finisce Treviso per noi? Dove ci sono i trevigiani? Dove i trevigiani lavorano, dove i trevigiani tornano. Noi abbiamo il piano urbano mobilità sostenibile che ci ha detto che quasi 350.000 persone attraversano Treviso ogni giorno. Ma dove vanno? Ma chi sono? Da che parte vanno? Da che parte tornano? Come possiamo studiare quest'area vasta se non sappiamo esattamente come le persone si spostano all'interno di questa area vasta stessa? Peraltro, in questa nostra mentalità di Treviso centrica abbiamo scoperto che sono molti più i trevigiani dell'area vasta, quindi di tutta l'IPA, che si spostano ogni mattina all'esterno rispetto a quelli che vengono all'interno, quindi vanno molto di più verso Oderzo e Conegliano, per dire le dimensioni, o Montebelluna, rispetto al fatto che vengono a Treviso. Noi nella mentalità di trevigiani abbiamo sempre pensato che tutti venissero da noi. No, siamo noi nell'area vasta che ci spostiamo verso l'esterno. E soprattutto verso nord, abbiamo visto anche quello. Quindi in questa logica la trasformazione dell'IPA è conseguente a questo, perché per tanto tempo i grandi parcheggi sono stati pensati a sud e invece ci accorgiamo che sono vuoti perché andavano messi a nord, ma adesso abbiamo gli strumenti valutativi. Sarà uguale nel futuro. Io dico anche un'altra cosa, che la pandemia ha un grande effetto nell'urbanizzazione, perché adesso se uno va a comprare una casa, la prima cosa che ti chiedi è terrazzo enorme, giardino, e invece fino a prima della pandemia a Treviso almeno si chiedevano gli attici, si chiedeva appartamenti chiusi, ma dopo 2 anni chiusi dentro nessuno ci vuole più stare, e questo ha cambiato la mente delle persone. La vera domanda è, Marzio, quanto durerà questo cambiamento? Cioè il pendolo tornerà al punto zero? Non lo sappiamo, chi può saperlo? Chi ha le risorse per fare questo? Perché poi sì, spazi, ma se non ci stiamo, abbiamo fatto i palazzi esattamente perché non ci stavamo, Treviso ha dei quartieri ad alta urbanizzazione. Come faremo? Ci sposteremo nei comuni all'esterno, quindi quest'area diffusa sarà ancora più vasta? Come collegheremo queste parti? Con le piste ciclabili, certo, quindi con le risorse del PNRR per andare
a trovarli. Ma questi collegamenti saranno abbastanza veloci rispetto alla richiesta attuale del mercato della casa, che ci porta ad avere più metri quadri, più verde, più alberi, più aria? Ecco, tutte queste domande che io faccio in realtà non hanno risposta, perché chi lo sa? Non esiste, io penso che nessuno possa dare una risposta. Però pongono degli interrogativi. Se i modelli precedenti a noi erano logici, cioè muoversi in altezza rispetto a muoversi in profondità, aveva senso. Mio nonno la prima cosa che diceva era: fate l'orto che te vivi bene. Ecco, sono tornato a mio nonno, mi farò l'orto per vivere meglio, perché questo è il modello del pendolo che torna allo stato zero. Quindi sono molto d'accordo con quello che hai detto e con le immagini che ho visto. Chiudo dicendo: sì, è vero, sono vere tante delle cose che ho sentito, e tutte sono peraltro contemplate in un territorio che è anche diverso punto dopo punto, perché è chiaro, se tu vivi vicino alle colline o vai verso il mare, il territorio cambia, le esigenze cambiano, le direzioni cambiano. Però c'è un tema diffuso, la ricerca e la richiesta di spazio. Ecco, su questo, e qui io sono contento che ci sia l'assessore all'urbanistica del Veneto, bisognerà ripensare il Veneto per come hanno cambiato la mentalità i veneti, o come sono tornati ad averla. Ecco, io veramente, ringraziandomi, e faccio i complimenti veramente per questo invito, di cui Treviso è stata felicissima di riceverlo. Sono venuto io, il sindaco, ripeto, aveva un impegno concomitante e si scusa, però mi ha posto anche molti interrogativi, più che le risposte. Qua ho avuto molte più domande di cui pensavo avere le risposte, invece sono ripartito con le domande che avevo. Grazie. Grazie a Manera. Avevamo previsto di finire per le 19:30. Chiedo agli ultimi due interlocutori, che sono sempre più sfortunati, no? Di essere sintetici, però vi invito a rimanere, perché chiudiamo un giro di riflessione importante. Guardate che Manera ha detto: esco con altri interrogativi, ma deve essere così. Un grande filosofo, Wittgenstein, diceva che prima di dare le risposte bisogna porre bene le domande, no? Se non poni bene le domande, e spesso sono le cose scontate quelle che sottovalutiamo, perché in realtà scontate non sono. Il tema della mobilità che ha toccato prima Manera non è solo la mobilità perché ti sposti in auto o in corriera, è la mobilità sociale. Cioè il fatto che i figli non abitano più assieme ai genitori, si spostano di 30-40 chilometri, cosa che pone poi problemi in ordine a chi segue gli anziani, per esempio, per dirne una. Ma è un tema che cambia anche la logica della politica. Se 30 anni fa un sindaco poteva permettersi di ragionare stando chiuso nel recinto amministrativo del proprio comune, oggi è impossibile. Penso a alcune realtà che oggi sono interrelate fra di loro. Il grande tema che è emerso anche a Lisbona nel 2009, quando si parlava delle nuove città europee, che non sono più quelle concentriche tradizionali come Treviso, ma quelle che nascono dalla conglomerazione di nuclei urbani che prima erano separati, adesso condividono servizi tipo l'ospedale, tipo il trasporto, l'offerta scolastica, eccetera. È il caso, per esempio, dell'area vasta Asolana, Castellana, Montebellunese, dove da qualche anno esiste un'autorità urbana. L'abbiamo creata io e Marcon, ha funzionato. Oggi porta avanti questa intrapresa assieme a Stefano Marcon il nuovo sindaco di Montebelluna, il padre, Adalberto Bordin. E Adalberto in questo momento sta seguendo tutta una serie di progettualità che sono legate da un lato ai finanziamenti europei che possono arrivare, ma dall'altro anche a quelle logiche che si sono sviluppate a livello territoriale in collaborazione fra enti diversi. Logiche virtuose che hanno portato, io mi limito a dare questo dato, per esempio a Montebelluna, a dire rinunciamo a 100.000 metri quadri di aree edificabili, non ci servono più, cerchiamo di recuperare invece quanto già esiste e che è degradato. E anche questo è nello spirito di Beppi Mazzotti da un lato e di Ulderico Bernardi dall'altro. Io vi saluto, buonasera a tutti, vi ringrazio intanto per avermi invitato qui, saluto la signora Adriana, ringrazio Marzio e tutti i colleghi.
Basta, riguardante il concetto di agropoli di cui dicevamo prima, basta venire a Montebelluna e tentare di definire qual è il confine con Trevignano, con Caerano, con Volpago, con Crocetta. Non esiste fondamentalmente un confine ben visibile, ma è una vera e propria area vasta, un'area diffusa non solo da un punto di vista geografico, ma come diceva Marzio prima, di cui io sono un ovvio indegno successore e oggi ne ho la riprova ulteriore dopo 10 anni di percorso amministrativo assieme, anche da un punto di vista amministrativo. Metto qualcosa di personale in queste mie parole. Io ho fatto l'assessore al bilancio nel primo mandato con Marzio, nel secondo mandato ho fatto il capogruppo in consiglio con delega al bilancio, quindi seppur indirettamente ho potuto poi ovviamente avere uno spaccato amministrativo storico degli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni come diceva Marzio prima, l'amministrare è diventato un amministrare con i gratta e vinci, che c'è poco da amministrare con i gratta e vinci, perché il termine amministrare dovrebbe essere utilizzato per poter dare priorità a delle risorse certe che invece non hai. Ora sentivo Stefano che giustamente parlava del PNRR, stiamo facendo tutti quanti aggiorna sui nostri computer, deve uscire il bando, corri, fa il bando sperando di non sbagliare nulla, perché nel momento in cui poi fai una virgola sbagliata, rendi conti in modo sbagliato, sono dolori, e quindi è una amministrazione che veramente sicuramente non è noiosa, e purtroppo non è una battuta. Un'amministrazione che è in continuo divenire, è sempre in maggior mutamento, in modo veramente vorticoso. Noi abbiamo istituito da poco a Montebelluna un ufficio che si focalizza solo ed esclusivamente sui bandi, finanziamenti di qualsiasi tipo, perché purtroppo poi essere lungimiranti e riuscire a fare delle politiche amministrative sul territorio di lungo termine diventa veramente difficile. Per tentare di superare questo problema, come diceva anche la sindaca, come dicevi prima, è necessario guardare oltre il campanile. E nel corso del tempo questo è avvenuto, devo dire anche su impulso, ancora 10 anni fa, parlo del nostro territorio, anche di Marzio, tale per cui adesso c'è un continuo scambio con i sindaci. Faccio un esempio, il sindaco di Volpago, il sindaco di Trevignano, facciamo delle telefonate che durano magari decine e decine di minuti, ma non tanto per raccontarci quanto bello è amministrare o cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo mangiato ieri sera, ma proprio per mettere in campo qualsiasi tipo di informazione, perché Montebelluna, nonostante sia più grande dei due comuni che ho appena citato, comunque è recettore poi di una serie di servizi che fanno anche da capofila, e questo si tramuta poi anche nell'esperienza dell'IPA, che come IPA abbiamo parlato prima di identità, mentre Marzio e il professor Manzato intervenivano, sentivo snocciolare dei termini che poi veramente me ne sono accorto oggi durante questa occasione. Sono dei termini che effettivamente le attività dell'IPA poi declinano. L'identità storica può avvenire attraverso una riqualificazione architettonica. Noi abbiamo nel corso del tempo avuto la fortuna e la bravura di recuperare molte ville, non solo a Montebelluna intendo dire, ma anche molte ville all'interno dei comuni facenti parte dell'IPA. Una identità economica. Montebelluna è stata capitale mondiale della calzatura sportiva, quindi abbiamo riallacciato un rapporto con lo Sport System e con il Museo dello Scarpone che languiva da tanti anni prima del 2011,
per dare impulso all'imprenditorialità guardando alle future generazioni tramite l'implementazione di 4 nuovi indirizzi scolastici: grafica, calzaturiero, artistico e liceo sportivo. Poi ho sentito parlare di solidarietà, del cum patire. Okay, del patire assieme. Anche questo è una cosa che caratterizza il nostro territorio. Non da ultimo, anche oggi pomeriggio ero al telefono con il nostro Antonio Neto della Protezione Civile, ma ho avuto anche modo di confrontarmi con altri sindaci per confrontarci, perché mi hanno chiamato per capire se possiamo mettere a disposizione anche solo degli spazi all'interno dei camion che poi andranno in Ucraina. Quindi è un amministrare che guarda l'identità territoriale, l'identità che era tanto cara al professor Bernardi, ma un'identità che si evolve nel tempo mantenendo le proprie radici. Concludo facendo un altro esempio, che è quella che è la rivalorizzazione della nostra palestra naturale, che è il Montello, un luogo che è in prossimità dell'Agropoli di cui stavamo dicendo prima, perché è proprio alle spalle di Montebelluna ed è un bosco Montello, ma è anche un punto molto importante della nostra storia come montebellunesi, come Consorzio Bosco Montello e come IPA, per ciò che accadde e che abbiamo celebrato, di cui abbiamo celebrato il centenario qualche anno fa. Ed è anche un'ottima opportunità da un punto di vista imprenditoriale, quindi quella protoindustria di cui parlavamo prima, quella protoindustria sviluppatasi nel corso successivo al 1500, poi ha creato l'artigiano, che poi dopo la seconda guerra mondiale, attraverso un boom economico, ha creato anche un imprenditore, ecco. Gli imprenditori che le nostre amministrazioni devono sostenere, soprattutto in questo periodo in cui non solo le famiglie ricevono le bollette, ma anche poi purtroppo gli imprenditori. Quindi un ruolo angosciante. Ogni volta che incontro Marzio lo maledico perché non mi aveva informato prima di quanto fosse angosciante tutto ciò, però entusiasmante e fatto con spirito di servizio. Grazie di cuore per la pazienza. Guardate, questo è un approccio che Ulderico Bernardi auspicava. Citava spesso un saggio arabo che diceva che la politica, quando si governa una città o una comunità, deve fondarsi sull'armonia delle intelligenze e sul concorso nelle decisioni. Ed è quello che i sindaci stanno cercando di fare proprio per affrontare i problemi che hanno. Chiudiamo in bellezza, perché chiedo a Mario Libralato, che è un amico, tra l'altro io sono originario di Fonte, e lui è assessore a Fonte, di raccontarci di un'esperienza particolare sviluppata dall'intesa programmatica d'area del Monte Grappa, perché gli amministratori, non solo trevigiani, ma di tutto il massiccio, si sono messi d'accordo e hanno portato a casa un risultato che è importante, il riconoscimento UNESCO come MAB. Spiega tu di che cosa si tratta. Va bene, grazie Marzio, e porto i saluti chiaramente di Annalisa Rampin, sindaco di Pieve e presidente dell'IPA, e anche del sindaco di Fonte Luigino Ceccato. I saluti anche alla vedova Bernardi, perché anch'io sono arrivato a Fonte, tu sei andato via da Fonte, sono arrivato a Fonte, ma da un paese vicino, da San Zenone, dove 20 anni fa avevo avuto l'esperienza amministrativa. Avevamo invitato il professore a fare un intervento a parlare di immigrazione e immigrazione. E se penso a Bernardi, io penso a quel bellissimo libro Istria d'amore, che è, dove insomma lì c'è un riferimento anche a grandi altre figure, come è stato citato prima Nicolò Tomaseo, penso a Fulvio Tomizza, anche a Mircea Eliade, e quindi
quindi insomma figure importanti per il nostro territorio, e lì ha fatto proprio una fotografia di quella realtà dell'Istria che è un insieme insomma, ecco, di culture e popoli, e che ha avuto anche delle vicende molto, molto tristi. Forse diversamente dagli altri territori siamo un territorio di piccoli comuni, non c'è un comune che in qualche modo aggrega attorno agli altri, e quindi forse è passato questo principio che l'unione fa la forza. C'è stata una realtà imprenditoriale e artigianale molto, molto forte, penso a Italo Bosa per fare un nome, che ha creduto molto in questo tipo di unione, e questa sfida diciamo di presentare questo dossier che ha fatto sì che appunto il 15 settembre appunto l'UNESCO riconosca al massiccio a questo progetto insomma questa ufficialità, e sul quale stiamo lavorando in maniera con molto entusiasmo, no? E quali sono gli obiettivi? È quello della conservazione, del sviluppo sostenibile, dell'educazione, della ricerca, e quindi conciliare questa area diciamo uomo e natura in modo di poter anche sviluppare appunto in forma diciamo anche rispettosa rispetto anche le fratture che abbiamo sentito parlare prima che il nostro territorio ha avuto questi ultimi decenni. Lo facciamo anche in maniera partecipata, quindi oltre ai vari meccanismi, l'organismo di gestione di questo MAB UNESCO, che ricordo raggruppa il massiccio, ma un'area core, un'area centrale che è quella proprio legata all'ossario, e lì c'è questo tema fondamentale che è anche il tema della pace, perché è dal ricordo della guerra che in qualche modo noi possiamo costruire una politica di pace. Mi sembra che sia un tema fondamentale, quindi penso che sia anche un auspicio anche in termini anche di scambi, e quindi auspichiamo che sia anche uno scambio diciamo di dimensione europea, quello di ricordare quel luogo che ha appunto dove trovano ancora purtroppo sede i morti di diverse nazioni, perché gli austriaci sappiamo bene che insomma costituivano quasi una trentina di nazioni al proprio interno, quindi lì troviamo veramente motivo ecco, proprio per avere uno sguardo diffuso a livello di tutto europeo. E lì si stanno costituendo diciamo una serie di tavoli di lavoro proprio da organismi che sono dei comuni, dalle associazioni, tutte quelle realtà che hanno sostenuto il dossier attraverso le loro progettualità, e che piano piano stanno creando quel piano d'azione che deve ispirarsi anche a quei 17 obiettivi di Agenda 2030, e quindi c'è un disegno diciamo molto, molto ambizioso. Sappiamo sono circa 700 queste aree diffuse riconosciute in tutto il mondo, sono una ventina quelle italiane, e diciamo, c'è un paio di aree legate all'area del Po, e quindi sentiamo anche il peso insomma, ecco, di questo progetto che è centrale rispetto al Veneto come modello di collaborazione, perché i 25 comuni che si sono messi assieme, di tre province, le unioni montane, possono esprimere questa capacità di progettazione e di valorizzazione. In quella realtà c'è una realtà rurale importante che va sostenuta, ma che rischia appunto, se non sostenuta, di perdersi, e quindi anche di tenere assieme, tenere con manutenzione anche il territorio, permettere la sua fruizione del massiccio, permettere le attività, penso al volo nella zona di Borso, pensiamo alle camminate, pensiamo ai prodotti dal formaggio eccetera, e quindi tutte le attività di intrattenimento, le passeggiate, la mobilità dolce eccetera. Abbiamo istituito ecco, come dopo una decina di tavoli proprio recenti, dobbiamo iniziare questo lavoro anche su spinta nostra del Comune di Fonte, quello che lo chiamiamo il tavolo della cultura, perché riteniamo che un progetto così ambizioso abbia bisogno anche di un progetto culturale che sia in grado di sostenerlo, quel progetto. La cultura deve essere un'occasione di riflessione per portare delle
delle soluzioni nuove ai problemi che ci troviamo di fronte, e anche per essere un luogo di attrazione, in modo di non essere provinciali come siamo sempre stati come territorio, ma di creare attraverso degli eventi anche una centralità che ci permette con i mezzi moderni di essere centrali in qualsiasi modo, ponendo anche le questioni importanti. Quindi ecco, vi aspettiamo anche in quella zona, e quindi sono veramente da un lato felice di aver partecipato. Mi dispiace per Annalisa, perché le riflessioni che sono state fatte sono veramente state molto interessanti. Ringrazio sempre Marzio Favaro, che è un amico. L'altra sera abbiamo fatto un concerto con orchestra, mi sono trovato con 2 musicisti che sono suoi fratelli, e insomma una famiglia che ha grandi talenti, e quindi sono contento di poter attraversare, diciamo, ecco, la strada spesso in incontri assieme all'amico Marzio. Grazie a tutti e buonasera. Credo che questo sia un approccio che Ulderico Bernardi avrebbe apprezzato molto. Vi ricordo che è stato fra i 4 saggi chiamati ad Asiago per disegnare le nuove linee di politica urbanistica del territorio veneto. E il suo atteggiamento era quello di chi diceva: è inutile perdere tempo a condannare, a piangere o a deridere, l'importante è comprendere e sviluppare una politica che ci porti a emendare gli errori e a andare avanti come comunità. E Ulderico più degli altri sapeva che la comunità è una costruzione. Non significa che una comunità sia insincera perché è una costruzione. Questo palazzo è una costruzione artificiale, ma è un oggetto assolutamente sincero. Sta a noi decidere se ci interessa ancora sentirci veneti oppure no. Non si è veneti perché si nasce in Veneto, si è veneti perché si decide di esserlo. E questo valeva a suo avviso anche nei confronti dei sopravvenienti, degli immigrati che arrivano qui. Diceva sempre: ricordiamoci, anche noi siamo stati emigranti. Dal 1870 al 1914 abbiamo avuto oltre 1 milione di emigranti, a seguito dei costi sostenuti per la costruzione dello Stato unitario. E poi altri milioni sono andati all'estero, almeno altri 2. E quindi veramente le coordinate, la costellazione di riferimenti che ci ha regalato Ulderico Bernardi possono essere utili per costruire una roadmap anche per il governo del Veneto. Buona serata a tutti. Un attimo, ringraziamo e chiamiamo qui davanti a noi la signora Adriana Bernardi per un dono e un applauso in memoria. Ringraziamo i presidenti dell'IPA, il coordinatore, il presidente di Fondazione Aderzo Cultura, e vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi attendiamo per i nostri prossimi eventi. Buona serata.